Ciao, sono Andrea Causin, ho 36 anni e sono candidato per fare il segretario regionale del Partito Democratico in Veneto. Abito a Martellago, il paese in cui sono cresciuto, e vivo qui con la mia famiglia. Desidero mettere la mia passione e le mie competenze al servizio della mia terra. Ho cominciato da qui, come consigliere comunale, a 21 anni. E poi il lungo impegno nelle ACLI, dove ho imparato che stare dalla parte della gente non è un'idea astratta. Sostenere l'economia del Veneto vuol dire anche sostenere il turismo, un turismo che deve essere un turismo di sempre maggiore qualità. Ci sono tantissimi operatori nel campo della ristorazione, nel campo dell'accoglienza che fanno un lavoro straordinario. La politica deve assumersi una responsabilità perché loro possono fare meglio il loro mestiere. La diversità del Veneto può essere una grande ricchezza, come ad esempio la montagna, che non deve essere più soltanto un luogo di villeggiatura dove passare le ferie estive o le ferie invernali. Deve essere il luogo in cui la gente vive, dove c'è un'economia e dove deve essere garantito uno standard elevato di servizi alla persona. Il Veneto negli ultimi anni è cambiato in modo molto veloce. Noi dobbiamo raccogliere queste sfide. Dobbiamo rispondere alla domanda: come si muoveranno le genti e le merci fra 30 anni? Il Veneto ha bisogno di nuove infrastrutture, non soltanto di strade e di ferrovie, ma anche le infrastrutture della comunicazione e le infrastrutture dei saperi, buone scuole e buone università. Questa è una vera sfida riformista, questa è la sfida del Partito Democratico. Abbiamo il dovere di costruire un Veneto di sicurezze, un Veneto dove sia garantita la legalità, dove sia garantito un buon lavoro intorno a cui costruire la propria vita, un Veneto a cui sia garantita una buona assistenza sanitaria e a cui sia garantito a tutti l'accesso a una buona scuola e l'accesso ai saperi. Secondo me è giusto che la cultura del rispetto delle regole diventi un valore per noi, un valore per i nostri figli, ma un valore anche per i figli di coloro che sono venuti qui da paesi diversi e che hanno ritrovato nel nostro paese una scommessa di una vita, di un futuro migliore. 500.000 imprese, 90% delle quali sono sotto i 15 dipendenti. 2 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti, molti di quali sono oggi in condizioni di precariato. Noi scommettiamo nello sviluppo. Il Veneto può crescere ancora, a patto che la politica sappia sostenere le imprese, sostenendo il credito, sostenendo la ricerca e lo sviluppo delle nuove tecnologie, ma anche sostenendo tutti quei lavoratori che si trovano in condizioni precarie e che per effetto della crisi sono a rischio rispetto al posto di lavoro. 6 società autostradali per gestire 600 km di strade, oltre 20 aziende sociosanitarie. Un ente fiera per ogni provincia, una miriade di piccole multi-utility che fanno fatica a quadrare i bilanci. Modernizzare il Veneto vuol dire ridurre i costi della politica, vuol dire fare le fusioni tra tutti questi enti e queste società, vuol dire attuare il federalismo vero, quello che lascia le risorse prodotte in questa regione, vuol dire lasciare il 20% delle risorse prodotte dall'IRPEF dei comuni. Il
25 ottobre vogliamo costruire un partito democratico più forte, un partito più radicato, un partito più aperto alla società, alle donne, ai giovani e a tutte quelle persone che hanno dei talenti da spendere, affidando anche loro ruoli di responsabilità. Voglio un Veneto forte, voglio un partito democratico forte.